Io vi ringrazio e invito gli altri componenti del direttivo ad avvicinarsi, così collegialmente riceviamo questo premio che appunto non è tanto la mia persona quanto al lavoro che giornalmente, dico giornalmente perché almeno 2-3 ore al giorno della nostra giornata sono dedicate all'associazione, ma sono dedicate all'associazione non tanto per un tornaconto nostro personale, ma così proprio come il premio ha voluto riconoscere, sono dedicate a incontrare altre persone che vivono la stessa nostra sensazione di amore della cultura, quindi attraverso i libri, attraverso le passeggiate che facciamo dentro la nostra città di Catania o in altri posti non tanto sponsorizzati o conosciuti, ma che riservano sempre tante sorprese. E questo ha portato a creare, penso a nome di tutti, proprio una condivisione e un modo di pensare e un modo di passare il nostro tempo libero anche insieme ad altri, in modo, diciamo, comunitario.